quasi 9 lustri di storia del pattinaggio artistico padovano, sotto il nome del Roll Club, la società fondata dalla famiglia Morandin che ha fatto la storia del pattinaggio. Dal padre, professore Sandro, dalla moglie preparatrice federale, Ezia Signorini, che hanno trasmesso la passione al figlio Daniel, per 6 volte campione del mondo tra singolo ed in coppia, e 5 volte vicecampione del mondo. Una società, quella del Roll Club, che vanta 42 anni di storia, rivissuti nella giornata di festa per il pattinaggio artistico padovano, per i numerosi traguardi raggiunti nel 2017 e che continua a stupire il grande pianeta del pattinaggio artistico. Abbiamo festeggiato oggi il 6° titolo mondiale conquistato da Daniel Morandin e i campionati italiani dove i nostri atleti hanno vinto 3 medaglie d'oro, oltre al titolo europeo ed altre affermazioni a livello nazionale ed internazionale. Siamo molto contenti, questo è da stimolo per fare ancora di più e meglio. Abbiamo uno staff di prim'ordine, siamo carichi di entusiasmo, di professionalità e di voglia di fare. L'impegno per quest'anno sarà notevole perché il nostro gruppo Déjà Vu, con il 3° posto al campionato italiano 2018, si è meritato la convocazione al campionato del mondo che si svolgerà a Parigi dal 1° al 15 di ottobre 2018. Sarà la prima volta che il nostro gruppo partecipa a un mondiale. Questo gruppo in 3 anni ha raggiunto i massimi vertici, è partito nel 2016 vincendo il titolo nazionale della divisione nazionale, il 5° posto del campionato italiano 2017 ed ora quest'anno il 3° posto nella categoria piccoli gruppi divisione internazionale. Parigi ci aspetta, daremo il massimo per affermare il valore dell'Italia, degli atleti di Padova e degli atleti del Roll Club. Il 2017 è stato un anno meraviglioso. Mi sono cimentato nuovamente nella specialità della coppia danza con la 3 volte campionessa del mondo Anna Remondini ed è stato subito un inizio spettacolare. Abbiamo vinto tutte le gare a cui abbiamo partecipato, a partire dal campionato regionale al trofeo con il nuovo sistema di punteggio Roll Art, campionato nazionale, poi campionato europeo ed infine il campionato del mondo. È un bel traguardo, però la cosa importante secondo me alla fine non è tanto la vittoria o il numero delle medaglie quanto lasciare qualcosa, lasciare un segno e cercare di portare sempre qualcosa di nuovo. Ovviamente se poi arrivano anche le medaglie, ben venga. Un'annata da incorniciare, ripercorsa con tutti gli atleti del Roll Club, che hanno raggiunto traguardi invidiabili e che sono già in preparazione per un'altra grande stagione. Il pranzo sociale, a Re di Mezzo, è diventato anche il palco per far rivivere i momenti più significativi di una stagione memorabile. Chi si appresta a dare nuovi allori, grazie anche alla nuova formazione già invitata a Parigi alla conquista di un nuovo titolo mondiale, ovvero quella dei 12 atleti della Déjà Vu, alla presenza del presidente del CONI Veneto. La presenza di questa società nel panorama veneto è molto importante perché dà grandi risultati sia come organizzazione di grandi manifestazioni anche a livello internazionale. Voglio ricordare Don Hill che si fa ogni anno sulle colline dei Colli Ugani, ma anche perché porta nelle palestre moltissimi ragazzi ad amare lo sport vero, lo sport di grande sacrificio che dà soddisfazioni però di essere assieme, di far squadra e poi di avere anche dei risultati sportivi. Quello che noi auspichiamo come CONI è che queste società siano sempre più messe alla massima attenzione delle istituzioni pubbliche perché sono quelle che tolgono i nostri ragazzi dalla strada, li fanno divertire, li fanno crescere sani, uomini e donne di una grande Italia che noi vogliamo, sportiva sì, ma anche grande Italia. Certamente il vertice poi di questa società è stato di avere Daniel Morandin, ma dietro di lui altri 4-5 grandi campioni internazionali che ci fanno sognare ogni anno e che danno la possibilità di far capire quanto è importante lo sport per i nostri giovani. Sicuramente è una giornata particolare per la società
e in particolar modo anche per Teolo che da qualche anno può vantarsi la possibilità di ospitare un evento così internazionale come il Downhill, e anche quest'anno cercheremo di ospitare questo evento che vede protagonisti decine e decine di nazioni e ragazzi che vengono da ogni parte del mondo. Quello che mi piace pensare è che da 5 anni a sta parte il professor Morandin e la sua equipe ha portato a Teolo una competenza, una professionalità nella gestione degli impianti sportivi e ha introdotto anche una disciplina per certi versi nuova, no? Che non c'era a Teolo, che era proprio il pattinaggio a rotelle. E vedo che molti ragazzi, molte famiglie sono entusiaste di avvicinare i ragazzi a questa disciplina. Abbiamo anche valutato negli scorsi anni magari di rivedere il percorso, di spostarlo in altri tratti della provinciale all'interno dei nostri colli, però sono proprio i ragazzi stessi che ci dicono che quel rettilineo e dopo preceduto poi da quei tornanti siano proprio quel valore aggiunto al downhill che caratterizza proprio il percorso di Teolo. Naturalmente il pluripremiato è stato Daniel Morandin, campione del mondo 2017 nel pattinaggio danza senior, in coppia con Anna Remondini, secondo al mondo anche nel singolo. Premiati anche Sara Zaggia, terza all'Europeo in singolo, Nicola Marenda, quarto all'Europeo nel singolo e quarto anche nel doppio con Sara Zaggia. Premi che sono andati anche a Manuel Schiavon, terzo all'Open di Étanges, e i campioni d'Italia Ilari Michelon, Gaia Maritan, Valeria Danielotto e Mattia Bortolaso, ma anche alcuni dirigenti come l'ex presidente della federazione Gianfranco Vanni. Devo fare i ringraziamenti all'associazione Roll Club e anche per la gestione che hanno del nostro bellissimo impianto del Palasport del comune del Vignasego, e soprattutto loro, diciamo, sono ormai pionieri, sono una bellissima realtà della regione Veneto e anche di Vignasego per quanto riguarda il pattinaggio artistico. È un'associazione che veramente che ha raggiunto livelli altissimi di professionalità e di passione. Sappiamo bene che dobbiamo investire molto nello sport per dare questi risultati e soprattutto l'importanza della sinergia tra associazioni e amministrazione pubblica porta a grandissimi risultati. Io sono del parere che dobbiamo sempre investire non solo a parole ma anche veramente con dati concreti, quindi investimenti a livello economico sullo sport per il nostro futuro, insomma, dei nostri giovani sportivi. Una società sportiva disciplinata, ordinata, con degli ottimi risultati, ma che alla base ha l'aggregazione dei giovani con la disciplina dello sport e con il pattinaggio a rotelle. Daniel Morandini 1, poi c'è Marenda che è sempre da Maserà, la Zaggia, la Babetto, insomma. I campioni vengono coltivati nel tempo, tutti hanno la possibilità di cominciare a fare questo sport, poi un po' alla volta crescendo va a definirsi chi ha delle doti, chi ha delle qualità, chi ha anche voglia di sacrificio, perché io sono da 10 anni che sono assessore allo sport del comune di Maserà e posso dire che non c'è giorno che se passo all'impiantistica sportiva di Bertipaglia Daniel non si stia allenando, vuol dire che costantemente tutti i giorni, compreso sabato e la domenica, lui dedica la sua vita a questa disciplina di cui sicuramente è innamorato. Attraverso i video proiettati nel maxi schermo, tutti i presenti hanno potuto ammirare i traguardi raggiunti nel 2017 e nel ricevere il giusto riconoscimento. Così come pure per il Downhill di agosto, ovvero la Coppa del Mondo, che ogni anno trasforma lo scenario dei Colli Euganei a Teolo in uno spettacolo con altrettante scenografie mozzafiato che coinvolge atleti da tutto il mondo. Roll Club, diventato un movimento di idee sportive e del piacere di realizzare progetti nella promozione sportiva e sociale, nel raggiungere nuovi traguardi e nuovi campioni.